Tragedia sulle strade siciliane nei primi giorni del 2020. Sono 4 le vittime degli incidenti nelle strade dell'isola che hanno provocato la morte di 4 persone che andavano regolarmente al lavoro. L'ultima di queste ore è accaduta sulla statale Palermo-Agrigento. 2 auto, una Fiat Idea e una Punto, si sono scontrate subito dopo lo svincolo per Villa Abate. L'impatto è stato frontale ed entrambi i conducenti sono morti sul colpo. Il primo stava andando al lavoro a bordo di una Fiat Punto, il secondo viaggiava verso Palermo con una Fiat Idea. La polizia stradale sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto. Intanto il tratto stradale è stato chiuso. Chi arriva da Agrigento dovrà deviare per lo svincolo di Misilmeri e chi arriva da Palermo dovrà prendere lo svincolo per Villa Abate. La vedova di Roberto Cona, scampata miracolosamente ad un grave incidente nel quale ha perso la vita il marito, dichiara: capita di salutare i nostri cari e di ricevere all'improvviso una telefonata che ci avvisa della tragedia e nonostante gli angeli che soccorrono, il riferimento è ai medici, infermieri ed agenti di polizia stradale, non si riesce il più delle volte a salvarle queste vittime. Svegliamoci, dice Marina Fontana, vedova di Roberto Cona. Non dovete vivere la mia storia sulla vostra pelle per capire cosa si prova. Strade sicure, prevenzione ma anche consapevolezza che alla guida abbiamo come un'arma che può uccidere se usi il telefonino, alcol, droga se corri. Occorre scendere in piazza. Torno a chiedere aiuto alle istituzioni incitando tutti a scendere in piazza con me. Non bisogna mai mollare fino a quando queste stragi non finiranno. Da privata cittadina che non ha alcuna associazione dico a febbraio tutti a Roma a chiedere aiuto al Presidente della Repubblica e alle alte sfere delle istituzioni nazionali con tutte le associazioni. Sono 10 al giorno le vittime sulle strade italiane. Le vittime della strada, anziché diminuire come dovrebbe essere, stanno aumentando. La media in questi ultimi giorni è infatti aumentata e non c'è ragione per piangere tutti questi morti causati principalmente dal menefreghismo di autisti scostumati e da troppa irresponsabilità.